Margherita Borsoi, protagonista questa sera a Sport e Cinema a Rua di Feletto. Quanto è stato importante lo sport nella tua vita e come è avvenuto l'incontro con la tua disciplina? Allora, lo sport fa parte della mia vita sin da quando ero piccola, perché ho iniziato, mi è sempre piaciuto lo sport in generale, ma più precisamente a fare arti marziali ho iniziato verso i 6 anni con un altro sport, non precisamente il taekwondo, che ha iniziato mio fratello. Dopo ci siamo stancati di questo sport e tramite internet, mia mamma e i miei genitori abbiamo trovato appunto il taekwondo e una palestra a Conegliano che allenava proprio questo sport qui. Il ricordo più bello del tuo percorso sportivo? Sono sicuramente le gare, poi l'emozione sicuramente della prima gara è stata quella più forte e poi c'è stato un crescendo, insomma. Sappiamo tutti che sei campionessa nazionale, sei alfiere della Repubblica. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi sportivi e come ti stai preparando per affrontarli? Allora, i miei prossimi obiettivi sportivi il mio sogno da sempre è quello di partecipare alle Paralimpiadi e quest'anno ormai no, insomma sono ancora troppo giovane, però punto a quelle di Parigi 2024 e mi sto allenando 3 giorni a settimana per adesso e sicuramente più avanti si intensificherà di più il lavoro, insomma. Sicuramente dopo questa serata vengo riconosciuta come Margherita Borsoi e non quella ragazzina che vive qui a San Pietro di Feletto senza il braccio sinistro, e quindi che tutti i ragazzi ce la possono fare anche se hanno le loro difficoltà, insomma. Questa è la seconda domenica consecutiva dedicata allo sport. Quanto lo sport può aiutare in questo periodo particolare e non solo? Ha aiutato tantissimo anche nel periodo del lockdown, perché all'aperto si poteva in qualche modo fare qualcosa. Sì, aiuta moltissimo, i giovani hanno bisogno di ritornare a fare sport. Questo periodo veramente li ha fermati e si sono un po' distanziati dallo sport, perciò bisogna riprendere. Anche se devo dire nel mio comune, a San Pietro di Feletto, moltissimi sono gli sportivi. Io proprio domenica scorsa abbiamo premiato i campioni del territorio e devo dire che sono sempre tanti e mi stupisce questo, però probabilmente i ragazzi hanno veramente molta forza e molto coraggio e volontà nel fare, e questi sono i risultati. Come amministrazione comunale avete in programma di proporre ulteriori eventi di questo tipo o comunque di incentivare il settore dello sport nel comune? Sì, incentivare sicuramente, stiamo anche rivedendo il parco di Bagnolo per una rivisitazione, una sistemazione proprio per i ragazzi, per lo sport, e il GREST che abbiamo fatto quest'estate è proprio basato anche sullo sport, perché molte delle associazioni sportive hanno accettato di collaborare con noi e si fa GREST più sport, perciò i ragazzi hanno di nuovo modo di riprendere le loro attività. Cinema e sport è il voler portare in risalto le attività sportive dei nostri atleti di San Pietro di Feletto con la visione successiva a un cinema, un film che rispecchia, perché appunto il tema viene sempre rispecchiato in base all'argomento trattato. L'anno scorso abbiamo toccato il rugby, quest'anno appunto il taekwondo e sarà un appuntamento che la Pro Loco vorrà portare avanti anche per i prossimi anni.